Buonasera. Non avrei voluto ritornare sul cosiddetto caso Ruby, ma è fuori dal mondo che un premier rinviato a giudizio per dei reati gravissimi non si dimetta. Anzi, l'informazione specialmente televisiva sta rovesciando i termini del problema, facendo diventare dei reati gravi, quali la concussione e lo sfruttamento della prostituzione minorile, in un fatto di costume, una questione di bon ton personale. Chi ora contesta Ceto Berlusconi e pretende giustizia e chiarezza in merito a questi reati viene accusato di bacchettonismo. I maggiordomi del Caimano vogliono spostare l'attenzione da un problema giudiziario e penale, dove vengono valutati i fatti, trasformandoli in un'opinione, in un moralismo di un tanto al chilo. Abbiamo visto in questi giorni dei militanti del PDL davanti alla Procura di Milano manifestare rabbiosamente contro i PM milanesi colpevoli di fare solamente il loro dovere, con cartelli che parlavano di una persecuzione giudiziaria che non rispetta la privacy del Presidente del Consiglio. Giuliano Ferrara che occupa fisicamente per 6 minuti il TG1 per imbonire 6 milioni di telespettatori con la bufala che la Procura milanese sta perseguendo non dei reati ma comportamenti privati. Sempre per Ferrara la punta di diamante della nuova task force mediatica berlusconiana fa un altro monologo di 3 minuti davanti a 6 milioni di telespettatori del TG5 usando le stesse balle dette al TG1. Poi organizza una manifestazione in un teatro milanese per continuare con la menzogna che la Procura di Milano persegue un fine politico mettendo sotto accusa Ceto Berlusconi per comportamenti che rientrano nella sua sfera personale e chi non è d'accordo viene accusato di neopuritanesimo. Ieri sera al TG1 è stato dato spazio a Vittorio Feltri e naturalmente è continuata la disinformazione e al solito ha attaccato la magistratura e altre varie amenità. E poi abbiamo le bugie sulle intercettazioni telefoniche. Ceto Berlusconi nei suoi tanti monologhi in video e telefonici tuona che vuole bloccare le intercettazioni. Grida il suo dolore lamentandosi che siamo in uno stato di polizia simile alla scomparsa DDR, la Germania comunista, e che siamo tutti intercettati. I suoi maggiordomi urlano: hanno spiato Arcore dal gennaio del 2010, i magistrati si sono intromessi nella vita privata del Presidente del Consiglio e i suoi ospiti con un uso massiccio delle intercettazioni telefoniche. La realtà è molto diversa, i fatti nudi e crudi dicono altro. Le intercettazioni sono iniziate nel luglio del 2010 e non a gennaio 2010 e le persone intercettate in questa indagine sono circa 40 e non migliaia e l'indagine inizia per caso il 5 giugno, causa un violento litigio tra questa Ruby e la sua coinquilina Michelle Coinsensau, una prostituta brasiliana. Le due erano venute alle mani e si accusavano vicendevolmente di fare il più vecchio mestiere del mondo. Poi Ruby è stata portata in ospedale per curare le ferite riportate nel litigio ed è lì che è stato scoperto che era una minorenne in affido alla consigliera regionale Nicole Minetti. Quella consigliera regionale spedita da Ceto Berlusconi a prelevarla dalla questura di Milano la notte tra il 27 e il 28 maggio scorso, imbrogliando la questura stessa con la ormai famosa barzelletta in cui diceva che Ruby era la nipote dell'ex presidente egiziano Mubarak. Così sono partite le indagini della Procura milanese. Vedete com'è facile imbrogliare i cittadini se si ha il potere di dettare ai TG le notizie e di far votare e dire ciò che lui vuole ai suoi parlamentari, come quei 315 deputati che hanno respinto la richiesta della Procura di Milano di perquisire un locale adibito a segreteria politico del Presidente del Consiglio, facendo affermare al relatore di maggioranza che quando il Presidente del Consiglio ha chiamato al telefono la questura di Milano perché rilasciasse Ruby, egli credeva veramente fosse parente dell'ex presidente egiziano. E allora proviamo a riflettere. Se Ceto Berlusconi era davvero convinto che Ruby fosse la nipote di Mubarak, allora siamo governati da un povero sprovveduto anche un po' stupidotto. Ma se al contrario sapeva che era una minorenne marocchina, allora è un disonesto, per cui scegliete voi la risposta. Io penso che ci stia imbrogliando. In un paese normale, un premier rinviato a giudizio per reati così gravi non avrebbe aspettato un secondo a dimettersi, ma ovviamente il Caimano sa che se lascia Palazzo Chigi dovrà iniziare a frequentare dei palazzi meno piacevoli. E allora svegliamoci prima che sia troppo tardi, o forse lo è già. Arrivederci a mercoledì prossimo.